All'alba di oggi i carabinieri della compagnia di Sciacca, con il supporto dei colleghi del nucleo cinofili di Palermo, hanno dato esecuzione a un'ordinanza di custodia cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Sciacca su richiesta della locale Procura della Repubblica nei confronti di 9 giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, 8 dei quali residenti a Santa Margherita Belice e 1 a Montevago, indagati per porto illegale di armi, rissa aggravata avvenuta la notte dello scorso 13 luglio sull'arenile di Portopalo di Menfi e culminata con l'accoltellamento di un ragazzo di origini egiziane. La rissa sembra sia nata per uno sguardo di troppo in uno dei locali estivi della rinomata località balneare. All'improvviso un gruppo di circa 30 giovani ha accerchiato il ragazzo egiziano e una parte di loro prima lo ha insultato con espressioni a sfondo razziale e poi ha cominciato a picchiarlo. Il ragazzo tenta così di difendersi, ma purtroppo ha la peggio e viene pestato, accoltellato in più parti del corpo e infine ferito con schegge di vetro di una bottiglia. Tramortito rimane esanime sulla spiaggia, trasportato dapprima presso l'ospedale di Sciacca e poi una settimana dopo ad Agrigento il ricovero, dimesso con una ventina di giorni di prognosi. Le indagini condotte dai militari del nucleo operativo della compagnia di Sciacca e da quelli della stazione dei carabinieri di Menfi e Santa Margherita Belice sotto la direzione della Procura della Repubblica di Sciacca hanno permesso di risalire ai presunti autori attraverso l'ascolto delle testimonianze delle persone presenti e il riconoscimento fotografico da parte della vittima e di quanti hanno assistito all'evento. Perquisite anche le abitazioni degli arrestati, all'esito delle quali sono stati rinvenuti tirapugni, un bastone sfollagente, un coltello a serramanico, una pistola giocattolo priva di tappo rosso. Le indagini proseguono per identificare eventuali altri complici, un fatto molto grave che assume contorni ancora più inquietanti se si pensa che circa 2 mesi fa a Santa Margherita del Belice un giovane tunisino ospite di una delle tante comunità di accoglienza del Belice era stato aggredito e picchiato selvaggiamente da un gruppo di giovani. I militari ora stanno indagando per capire se gli autori dei 2 episodi possono essere gli stessi o avere qualcosa in comune. Oltre alle indagini continua l'impegno dell'Arma dei Carabinieri per rafforzare il controllo del territorio durante il periodo estivo nella prestigiosa località turistica con l'obiettivo di assicurare serenità alle comunità locali e prevenire comportamenti illeciti.